Ad un tratto il cielo è diventato plumbeo, pochi istanti e sul Vittoriese si è scatenato il maltempo, inatteso e violento, grandine e vento, danni negli orti del Fadalto, strade completamente allagate. Non solo, ma via della Vittoria si è trasformata in poco tempo in un fiume in piena. Sott'acqua sono finiti alcuni locali come un ristorante in centro ed un panificio. A Pieve di Soligo una strada è stata letteralmente sommersa dall'acqua. Un nubifragio che arriva a distanza di una settimana, quando sempre nella stessa zona si è battuto un vero e proprio inferno. Enormi chicchi di grandine che hanno distrutto auto, sfondato coperture di capannoni, danneggiato tetti. E ieri sera la paura è stata tanta. Stamattina però, dopo uscendo su verso Serravalle, il disastro delle foglie, di tutti i rami, e ho trovato anche della grandine ammucchiata. Quando il cielo si è coperto ed il vento ha iniziato a soffiare, il pensiero è andato a quel giorno, il 25 giugno. Fortunatamente l'entità questa volta è stata minore, decine comunque gli interventi dei vigili del fuoco. La grandine ha colpito anche nel Fadalto, gli orti sono stati quasi tutti distrutti. A Ceneda molte case sono rimaste sott'acqua, mentre a Carpesiche il torrente Monticanello in piena è straripato ed ha invaso il campo ed ancora una volta in ginocchio anche i vigneti del Prosecco. Nel Vittoriese è la terza volta che il maltempo si abbatte violentemente in zona. Credo nella instabilità del tempo in questo clima sempre più tropicale, ahimè. E forse chi ha fatto qualche previsione, non dico catastrofica, però preoccupata, qualche ragione ce l'aveva. Fra i residenti ora regna la paura, tanto caldo e poi in un attimo l'inferno.